Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Siciliani alle urne per elezioni amministrative, seggi aperti oggi e domani in 4 capoluoghi: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. In totale si vota in 128 comuni, eventuale ballottaggio l'11 ed il 12 di giugno. Scossa di terremoto all'alba nel Catanese, il sisma di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 6:44, l'epicentro nella Valle del Bove a 6 km da Milo. Paura per la popolazione, ma non si sono registrati danni. A rischio gli stipendi dei 700 dipendenti AMAP dopo l'inchiesta che ha portato al sequestro da 20 milioni ai danni dell'azienda che si occupa della gestione del servizio idrico a Palermo. I sindacati pronti alla protesta. Addio alle cabine telefoniche, l'Agicom ha stabilito che non esiste più l'obbligo per il gestore di garantire il servizio. Si chiude un'epoca durata oltre mezzo secolo. Calcio, 2 offerte per il Messina. Il presidente Sciotto, che aveva annunciato il suo disimpegno, ha ritenuto ricevibili entrambe le proposte. Nei prossimi giorni il club potrebbe avere una nuova proprietà. Di nuovo bentrovati, sono cominciate oggi dunque alle 7 le operazioni di voto in 128 comuni siciliani chiamati a eleggere sindaci e consiglio comunale. Gli elettori si esprimeranno anche in 4 capoluoghi: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Urne aperte fino alle 15 di domani. Mario Viola. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina nei 128 comuni siciliani che sono chiamati al voto per eleggere altrettanti sindaci e rinnovare i consigli comunali e le circoscrizioni. I seggi resteranno aperti oggi, domenica, fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. I consiglieri comunali da eleggere sono 1646, le sezioni elettorali costituite sono 1579. In 113 comuni fino a 15.000 abitanti si vota con il sistema maggioritario. In altri 15 comuni, nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno, con quello proporzionale. Fra questi ci sono 4 capoluoghi di provincia alle urne. La città più grande certamente è Catania, dove il comune fa sapere che dalle 7 sono regolarmente aperte tutte le 336 sezioni elettorali, 260.420 gli aventi diritto al voto. A Catania sono 2 le schede che vengono consegnate all'elettore, una per l'elezione di sindaco e consiglio comunale e una per la scelta del presidente e del consiglio di circoscrizione. L'elettore può esprimere una o 2 preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato, ma non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Negli altri 127 comuni invece la scheda è soltanto una, non ci sono le elezioni delle circoscrizioni, ma valgono le stesse modalità di voto. A Catania i candidati sindaco ammessi alla competizione sono 7. Siracusa, nonostante le dimensioni, vince però la palma del numero di candidati, contando ben 8 aspiranti alla poltrona di primo cittadino. 4 i candidati a Ragusa, così come a Trapani, unica città capoluogo al voto nella Sicilia occidentale. Oltre ai capiluogo sono 11 gli altri grossi centri alle urne, si tratta di 6 nel Catanese: Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. 5 nelle altre province: Licata, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini. 5 anche i comuni attualmente commissariati: Catania, Aidone, Trabia, Modica e Priolo. Al voto anche Barrafranca nell'Ennese, che nell'aprile del 2021 è stato sciolto per mafia. Lo spoglio inizierà lunedì pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In generale affluenza in calo in tutta la Sicilia. A Catania la percentuale dei votanti alle 19 è del 29,7%, in calo rispetto alla tornata precedente, quando a votare alla stessa ora era stato il 36,09% degli aventi diritto. E domani, lunedì 29 maggio, a partire dalle 14:55, le nostre emittenti seguiranno in diretta i risultati delle elezioni con la maratona elettorale di Telecolor e Antenna Sicilia, condotta dal collega Luca Ciliberti. Alla chiusura delle urne vi proporremo gli exit poll e poi lo spoglio in tempo reale con ospiti studio, analisi, interviste e collegamenti con i nostri inviati dai principali comuni al voto. Appuntamento dalle 14:55
14.55 in diretta su Telecolor e a partire dalle 20.45 a reti unificate anche su Antenna Sicilia. Sarà possibile seguire il nostro speciale Elezioni amministrative 2023 anche online collegandosi sul sito lasiciliaweb.it. Cambiamo adesso argomento. La terra ha tremato nel Catanese nella mattinata di oggi. Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato nella Valle del Bove, sull'Etna. Lo sciame sismico che ha interessato la zona di Milo e altri centri ha creato apprensione fra la gente, ma per fortuna nessun danno. Giusy Lazzara. Alle prime luci dell'alba il terremoto di magnitudo 4.0 nella Valle del Bove sull'Etna. Paura per i residenti di Milo e dei centri del Catanese che fanno i conti da sempre con il vulcano attivo in continuo cambiamento. Nessuna segnalazione di danni a persone o cose è arrivata nelle sale operative dei Vigili del Fuoco dopo la scossa di terremoto. Ma l'Etna è sotto il controllo delle stazioni di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. È stato uno sciame sismico di circa una ventina di scosse che sono iniziate alle 6.44 del mattino. Questa è la traccia di una stazione sismica che è localizzata nel versante nord dell'Etna. Vedete, si vede come dalle 6.40 alle 8.40 circa per 2 ore ci sono tutte le tracce delle varie scosse che sono state registrate. 20, la principale è stata alle 6.44 di magnitudo 4, però a una profondità di 5 km sotto il livello del mare, quindi a una certa determinata profondità. E l'area epicentrale di tutto questo sciame sismico è il settore nord della Valle del Bove, quindi un'area prossima alla zona sommitale del vulcano. Questo è il motivo per cui comunque si è risentito un po' in tutti i paesi del medio versante dell'Etna. Quello che non si può escludere a questo punto è che essendo sta risalendo magma, nuovo magma nel sistema di alimentazione più superficiale del vulcano, quindi il ripetersi intanto di questi fenomeni di fontana di lava, del resto come è accaduto pochi anni fa. Eventi sismici, bisogna attendersene ancora proprio legati a questa attività? Allora, previsioni anche in questo non esistono, non se ne fanno. La storia del vulcano dice che quando siamo in una fase di ripresa, inevitabilmente, come vi ho detto già, in realtà da molti mesi c'è un aumento dell'attività sismica, quindi siamo in questo quadro qui. Da un punto di vista della sismicità storica, nell'area epicentrale attuale, non sono avvenuti in passato eventi molto forti, contrariamente a quanto riportato per i settori orientale e meridionale. Crisi AMAP a Palermo, sono già pronti a scendere in piazza i sindacati. La situazione è sempre più critica dopo la bufera giudiziaria che ha colpito l'azienda che si occupa della gestione del servizio idrico del capoluogo di regione. 700 dipendenti rischiano di restare senza stipendio. Marco Gulla. Il sequestro preventivo adesso rischia di diventare un macigno per l'azienda AMAP a Palermo. L'indagine della Procura europea e della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità sul prestito da 20 milioni della Banca di Investimenti Europei all'AMAP per rinnovare il disastroso sistema dei depuratori, per cui sono indagati l'amministratore unico Alessandro Di Martino, il predecessore Maria Prestigiacomo e il direttore generale Giuseppe Ragonese, rischia di travolgere i conti dell'azienda di acqua e depurazione. 700 dipendenti infatti al momento sono rimasti senza stipendio, bonifici bloccati dopo il sequestro preventivo, sindacati già in assetto di guerra, lavoratori che domani faranno un sit-in di protesta in prefettura. Molto preoccupati per l'aggressione dei conti correnti bancari di AMAP, perché ha già comportato il mancato pagamento degli stipendi a tutti i dipendenti e comporterà a breve, se non si troverà un'immediata soluzione, il blocco del servizio idrico integrato nei 47 comuni che gestisce AMAP nella provincia di Palermo. Non solo, ma AMAP oggi si avvale anche per diverse attività di imprese esterne. Si dovranno affrontare i pagamenti dei fornitori, è una situazione davvero gravissima. Un'indagine che al momento ha quindi penalizzato solo i lavoratori, sempre più preoccupati. Ci preoccupa, crediamo, speriamo che ci sia la possibilità di convertire questo blocco dei conti correnti nel blocco di una parte del patrimonio dell'azienda, in modo tale che da subito vengano sbloccati i conti correnti e che ci sia una soluzione immediata che rassereni i lavoratori, ma anche la cittadinanza di Palermo e degli oltre 40 comuni
che fanno parte dell'ambito territoriale idrico. Insomma, la situazione non è assolutamente serena, non solo perché al momento non c'è la liquidità per gli stipendi, ma perché così si rischia anche il blocco delle forniture, dall'energia elettrica all'acquisto dei ricambi per i potabilizzatori fino al cloro per la disinfezione dell'acqua. È stata trovata questa mattina una corona funebre davanti agli uffici dell'agenzia di assicurazione gestita dall'assessore comunale alle attività produttive di Palermo, Giuliano Forzinetti, in piazza Sturzo, proprio nel capoluogo di regione. Solidarietà da parte del sindaco La Galla e della giunta comunale. Continua la discussione intorno al ponte sullo Stretto, un dossier realizzato dalle associazioni ambientaliste Kyoto Club, l'IPU e WWF boccia l'infrastruttura individuando una serie di criticità nel progetto. Sentiamo Francesco Triolo. Inutile, dannoso e anche illegittimo sono le obiezioni al ponte sullo Stretto di Messina che arrivano da un dossier preparato da un pool di esperti e per conto delle ONG Kyoto Club, l'IPU e WWF, una struttura che sarebbe a rischio per i terremoti ed il vento, che danneggerebbe l'ambiente e creerebbe poca occupazione, bloccando pure il traffico delle portacontainer. Secondo lo studio, sia l'appalto sia la valutazione di impatto ambientale in ogni caso andrebbero rifatti da capo. Il recente decreto sul ponte convertito in legge sarebbe a rischio di incostituzionalità. Punti di debolezza che, dicono le associazioni, sarebbero già state evidenziate dal gruppo di lavoro istituito nel 2021 dal Ministero delle Infrastrutture, in particolare il rischio legato ad eventi e ai terremoti, ma dal dossier viene fuori anche un'analisi economica che evidenzia come non sia sostenibile a livello finanziario e l'investimento, la gestione resterebbero a carico pubblico perché i soli pedaggi pagati dagli utenti non consentirebbero il project financing. Neanche i flussi di traffico, secondo il dossier, ripagherebbero l'opera, considerato che il 76% degli spostamenti in ambito locale avviene da parte di passeggeri senza auto al seguito. Complessivamente coloro che ogni giorno si muovono tra le due sponde sono 4.500 persone. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sarebbe molto elevato, mentre il traffico su gomma previsto sul ponte sarebbe di 11.600.000 auto a fronte di una capacità annua dell'infrastruttura pari a oltre 52 milioni di auto. Anche i dati sull'occupazione nel cantiere indicati dal governo, secondo lo studio commissionato dagli ambientalisti, sarebbero sovradimensionati e stimano un'occupazione media mensile di non più di 507 addetti. E poi c'è la necessità di riproporre il contratto con la procedura di valutazione di impatto ambientale che andrebbe rifatta, l'ipotesi di illegittimità costituzionale delle norme introdotte nella legge di bilancio 2023 e dal decreto legge sul ponte, e infine c'è l'aspetto ambientalista, con il rischio di bloccare le rotte migratorie degli uccelli e il mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni esistenti dettati dalla pianificazione territoriale locale. Adesso la storia di un giovane pakistano che è diventato poliziotto onorario in Sicilia. L'uomo opera da oltre 3 anni come mediatore culturale a Lampedusa per l'identificazione dei migranti. Il suo lavoro è stato ritenuto indispensabile dal neoquestore di Agrigento, che lo ha proposto per il ruolo. Davide Sardo. Ali Hussain Sheikh è un mediatore culturale e sarà presto un poliziotto onorario. Il 35enne pakistano, che da 6 anni vive in Italia, ha meritato il titolo per lo straordinario e indispensabile lavoro svolto all'hotspot di Lampedusa nel velocizzare le procedure di identificazione e consentire un rapido trasferimento dei migranti. Il segno di un grande impegno che svolgo qui da ormai 3 anni insieme ai colleghi del CIES. Il lavoro a Lampedusa è molto impegnativo, ma ciò che c'è fare rimanere vivi comunque lì, fare qualcosa per gli altri. È stato il neoquestore di Agrigento, Emanuele Ricifari, a notare il suo indispensabile lavoro al centro di Contrada Imbriacola e a inoltrare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la proposta di riconoscergli la funzione di poliziotto onorario. Le difficoltà tanto, ma con l'arrivo del questore le cose stanno cambiando. L'istruttoria dell'istanza del questore Ricifari è in corso, ci vorrà però qualche mese per completare l'iter.
Addio alle cabine telefoniche, facevano parte ormai della storia recente, quanti, soprattutto chi ha vissuto negli anni prima del cellulare, non ricordano una telefonata con il gettone o con la scheda. Ebbene, l'Agcom ha deciso di smantellare le strutture in tutta Italia. È stato infatti cancellato l'obbligo di garantire il servizio da parte del gestore. Si chiude così un'era durata 70 anni. Francesco Loi. Ciao Zizi. Mi hai riconosciuto? Sì, ho due amici, diciamo di mezza età. Una volta la cabina telefonica la si trovava ovunque, era indispensabile per comunicare, si inseriva un gettone per parlare con parenti o amici. Poi, con l'avvento dei cellulari, è servita sempre meno, oggi non la usa più nessuno. Così l'Agcom ha deciso che le cabine potranno essere smantellate. Da persona un bottino grande mi dispiace perché hanno fatto la mia infanzia, però sì. Ormai non penso che non servono più a niente. Anche le persone anziane penso che ormai sono con i telefonini. Non servono a niente. Una decisione presa dopo aver consultato tutti gli operatori telefonici. Adesso TIM, gestore del servizio, potrà rimuovere tutte le cabine, 16.000 in Italia. Resteranno soltanto negli ospedali, nelle caserme, nelle carceri o nei rifugi di montagna dove non arriva la rete mobile. Ha qualche ricordo legato alla cabina telefonica? Certo, i ricordi della giovinezza, quando ancora non c'era il cellulare, era l'unico mezzo per comunicare. Il tempo che ci ho perso per fare le file per telefonare. Tante. Uno di questi? Ero ragazza, quindi sempre telefonavo in tutti i posti. Sono state utili. Per telefonare, soprattutto quando si partiva, facevamo la raccolta dei gettoni oppure li scambiavamo. Io telefonavo a lui, mio marito, con i gettoni, quindi... Eravate ancora fidanzati? Sì, sicuramente, certo, eravamo fidanzati. E così si segna definitivamente la fine di un'epoca. Quella che è stata uno dei simboli degli ultimi 70 anni resterà solo tra i ricordi, o quasi. Senta, dica al dottor Bava che il romanzo è terminato e che vorrei consegnarglielo perché dopodomani parto. Ci fermiamo, una pausa per noi, ritorniamo fra poco con lo sport. Ben ritrovati, lo sport e il calcio nella seconda parte del nostro telegiornale. Il Messina potrebbe avere presto una nuova proprietà per la società messa in vendita dal patron Sciotto. Sono state già presentate 2 richieste di acquisto, entrambe ritenute congrue. Novità sono attese a breve. Sergio Colosi. Dopo incontri, telefonate, chiacchiere, presenze in città ed indiscrezioni di vario genere, la cessione dell'ACR sembra ormai vicina, con la presentazione di 2 offerte di acquisto, una direttamente al club giallorosso, l'altra al comune di Messina. Entrambe sono state ritenute congrue dal presidente Pietro Sciotto, che dopo un incontro col sindaco Federico Basile, chiamato a fare da garante dell'operazione, sceglierà presumibilmente entro un paio di giorni a chi affidare il futuro del Messina Calcio. La prima richiesta formulata direttamente a Sciotto è di Emanuele Ilari, imprenditore romano del settore cinematografico e presidente della Madison Cinemas. Già 2 tentativi senza successo per entrare nel calcio. La scorsa estate ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare il Catania e a novembre 2022 ha trattato l'acquisto dell'Alessandria in Serie C. Ilari avrebbe proposto una buonuscita maggiore a Sciotto, ma i tifosi sono maggiormente attratti dalla seconda offerta, quella dell'imprenditore Fabrizio Mannino, nato a Palermo 52 anni fa, ma cresciuto a Torino, armatore con attività in Cina e a Dubai e investimenti in piattaforme di petrolio. Con Mannino, supportato anche da una probabile sponsorizzazione di Pietro Franza, il discorso sarebbe più ampio rispetto al calcio e includerebbe anche investimenti in altri settori dell'economia cittadina. Aveva già provato a comprare il Messina lo scorso dicembre, ma adesso i tempi sembrano maturi. Pietro Sciotto ha rilevato dal fratello Matteo, vicepresidente dell'ACR, il rimanente 10% e ora detiene l'intero pacchetto azionario, che a meno di sorprese tra pochi giorni avrà un nuovo proprietario con scadenze da onorare a breve termine per evitare punti di penalizzazione e garantire la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona serata.